Prego, Stefano, cominci tu? Allora, abbiamo parlato un po' velocemente dopo la partita dell'Alliana. Insomma, 5 giorni di lavoro. Ci fa un po' il quadro della situazione, come ha trovato questa squadra e soprattutto su cosa farà Leva domani, perché chiaramente è una partita molto certo, le partite sono tutte di pari importanza perché i punti sono uguali con tutti, quindi noi cercheremo innanzitutto di fare tesoro, se possibile, degli errori commessi in questa settimana anche durante gli allenamenti, cercare di dimostrare di aver capito qualche cosa di quello che è stato fatto, no? Ma sono convinto che questo potrò essere soddisfatto, perché ho visto un gruppo che ha voluto lavorare bene, con grande intensità, volontà, quindi sotto questo profilo non mi preoccupo. Certo, andiamo a giocarcela su un bel campo, un campo importante in questa categoria, e quindi abbiamo voglia di riuscire a fare un risultato che ci possa accontentare. Poi ho cercato di trasmettere qualche concetto, qualche idea anche alla luce delle partite che ho visto, insomma, cercare di limitare un po' gli errori ed esaltare i nostri pregi. Se ci riusciamo possiamo fare una buona gara. Ma lei ha visto un po' di partita? Sì. E cosa ha notato che, non dico che non vada, oppure che dalla sua esperienza, dal suo punto di vista si può migliorare? Io ho visto cose buone e cose meno buone, come in tutte le squadre. La B è un campionato dove se uno va a guardare, tutte le squadre quest'anno, tranne forse il Sassuolo, hanno alternato cose belle a cose meno belle, quindi dovremmo cercare di dare continuità al nostro rendimento cercando di imboccare la strada giusta. Non si fa in 4-4-8, però l'obiettivo deve essere questo, perché la Serie B è un campionato che necessita di continuità dei risultati anche per prendere fiducia nei propri meriti, perché la fiducia è importante, quindi noi andiamo alla ricerca di ottenere possibilmente risultati che ci facciano capire partita dopo partita che possiamo puntare a qualche cosa di buono, come tra l'altro il Padova fino a qualche settimana fa aveva dimostrato di poter fare. Insomma, poi c'è stata questa piccola flessione e allora cerchiamo di uscire al più in fretta possibile da questo momento così di impasse che la squadra sta vivendo. Per quanto riguarda la situazione infortunati, come qualche problemino c'è, insomma, però i problemi nei campionati sono all'ordine del giorno, perché fanno parte della routine, tra virgolette, si eviterebbero, ma quando ci sono vanno affrontati e basta, senza stare a pensare manca questo, manca quell'altro. Chi va in campo deve essere consapevole che va in campo perché se l'è guadagnato durante la settimana, perché si è sempre fatto trovare pronto, e mi aspetto da chi entra, da chi subentra, sempre un rendimento pari alle proprie capacità. Trevisan sì, recuperato. Trevisan sto aspettando il responso, vediamo come va. E Piccioni no, vero? Piccioni no, Piccioni già ieri ha avuto questo problema, quindi è out. Senti, volevo domandarti, anche, non dico in ottica mercato, che non volevo farti questa domanda, però questa squadra, adesso hai provato questi schemi insomma in questa settimana con la difesa a 4, con il centrocampo a 4, ecco, tutto sommato hai giocatori che possono adattarsi a questo tipo di in questo momento c'è qualcosa che ho visto di buono, qualcosa che ho visto di non buono, quindi quando sono pochi giorni di lavoro dare delle risposte definitive su quello che si può fare non è semplice, però qualcosa di buono l'ho visto, qualcosa di meno anche, quindi ci farò le mie valutazioni. In questa partita ne abbiamo 3 ravvicinate e questo è un piccolo handicap, però allo stesso tempo permette anche di vedere all'opera quasi tutti, quindi questo può essere il dato importante. Ma dal punto di vista degli schemi, no? Cioè, chiaramente il 4-4-2 quello che lei propone adesso, però lei ha giocato
tutti i modi, ecco, in tutti i modi. non c'è uno schema fisso a cui lei... No, perché si guarda un po' quello che... C'è però una cosa diversa che si nota subito, no? Cioè che la protezione non c'è la difesa, cioè si chiama 4, anche per la qualifica di Renzetti, chiaramente, che comporta evidentemente una scelta più liberale. Cerchiamo di ecco, ma il rapporto all'avversario, la mia domanda è questa: loro hanno questo partista e le due punte, c'è gente che mastica anche l'acqua, che gente sono sicuramente. Domani la difficoltà è in quella voce, in quel catino, perché è uno stadio molto piccolo, molto caldo, che dice. La difesa sarà quella più messa sotto pressione. Allora la domanda che le faccio è velocissima: il centrocampo è importante che domani faccia una partita anche di contenimento? Noi abbiamo, cioè, giocando a 4, che penso sarà questa la scelta, giocando a 4 non è che si difendono in 4, è la squadra che difende. L'atteggiamento difensivo deve essere un atteggiamento difensivo di squadra, non soltanto limitato ai 4 giocatori di difesa, se no qualsiasi difesa va in affanno a 3, a 5, a 4 se non c'è protezione, se non c'è tiro. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare una partita giusta dove tutti diano il loro apporto dal numero 1 al numero 11 e chi entrerà fa la sua parte. Sembrano discorsi scontati, però è la realtà. Il calcio non può prescindere dalla collaborazione sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi staremo a vedere quello che riusciremo a fare. In questa settimana sono abbastanza contento perché ho visto un gruppo che ha lavorato senza risparmiarsi, che ha seguito quello che è stato detto, mi aspetto che lo faccia anche la domenica. Volevo chiederti, per quanto riguarda Farias, che è un po' il giocatore che in questa prima fase ha fatto vedere le cose migliori anche sotto il profilo tecnico, ho notato nel corso delle prove che tu l'hai trovato prima esterno sinistro a centrocampo, poi l'hai messo anche come punta. Secondo te, come lo vedi meglio? Infatti, cioè io ho il diritto, dovere, più che diritto, di valutare come primo approccio a questa squadra quelle che sono le caratteristiche, le attitudini, lo spirito in cui un giocatore può adattarsi a determinate situazioni. Quindi guardo, controllo, cerco di capire e poi traggo le conclusioni e farò quello che di conseguenza quello che ritengo più giusto. Però di sicuro ho visto buone attitudini, ma non solo in lui, ho visto buone attitudini anche in altri giocatori, ma devo dire di gruppo sono rimasto piacevolmente colpito, una squadra che ha lavorato bene senza nessun problema, quindi sono fiducioso. Viste le sue sensazioni per il ritorno in panchina, inizialmente sì, è quasi un annetto, quindi sono piacevoli sensazioni. Il nostro lavoro è questo, sappiamo che possiamo da un momento all'altro ritornare, quindi te lo auspichi sempre, quindi ora ci siamo, è una piazza importante, una città che ha vissuto di calcio tanti anni, penso ci viva ancora, una squadra che ha delle aspettative, anche una piazza con delle aspettative, un presidente con delle aspettative, quindi è importante questo. Cercheremo di essere all'altezza tutti quanti e poi vedremo. Mister, sempre tornando al discorso di Farias, possiamo dire che la fascia sinistra e quindi per conseguenza il reparto avanzato sono gli unici due nodi da sciogliere, oppure lei ha già scelto? In linea di massima sì, un po' quello, un po' anche altre cose, alla luce del problema di Treviso, un pochino. Per cui mi riservo di scegliere l'ultimo, ma lo faccio così, con la consapevolezza che è sempre meglio aspettare a prendere le ultime decisioni, perché poi ci sono i contrattempi, vedi, non è mai facile riuscire a decidere prima quello che si vuole fare, perché il nostro lavoro è fatto proprio di inconvenienti ai quali devi porre rimedio nel giro di poco tempo, quindi essere pronti a tutto, senza paura, senza titubanza. Nel caso in cui Trevisan non ce la fa, non ci sono poi tantissime opportunità, anche perché manca anche Piccioni. Piccioni che tu lo vedi più come esterno, oppure... Questa partita l'ho provato esterno in questa settimana, sì. Quindi vediamo un pochino. Perché anche là bisogna vedere se... Mi riservo di prendere decisioni l'ultimo giorno, cioè stasera vediamo un po' come va. Oggi ho provato sia l'uno che l'altro, sia come atteggiamenti, sia esterno sia centrale. Stiamo a vedere. Ultima cosa, abbiamo visto passare Daniele
che idea ha? Perché lei lo conosce. Io non lo conosco come giocatore e so che c'è stato qualche inconveniente. La società mi ha detto che è a disposizione, quindi si allenerà con noi. Mi riservo di parlare con lui prima di poter esprimere un giudizio su quello che sarà il nostro futuro eventualmente insieme. Di sicuro se si allena con noi è perché ci potrà essere utile, no? Perché altrimenti non avrebbe senso che si allenasse con noi. Quindi mi riservo di parlare con lui, poi potrò essere più preciso. Non ci sono altre domande? Bene. Siamo stati troppo seriosi? Vogliamo fare qualcosa di simpatico, perché in effetti siamo stati belli concentrati tutti. No. Ragazzi, Poi calcio. non si disputa, non lo puoi mai. No, ma lascia stare a discutere. Ci prendiamo un po' troppo sul serio, secondo me. Stiamo parlando di un pallone, o no? Ditemi se sbaglio. È un pallone che dovrebbe far divertire, in certi momenti non fa divertire, in altri ci si diverte anche troppo, dopo ci si illude che sia sempre così. E invece ci sono i momenti in cui ci si diverte meno. L'obiettivo però deve essere quello, prendiamola un po' con serietà sul lavoro, sul campo, poi dopo un attimo relax.